Buongiorno a tutte e a tutti, bentrovate e bentrovati. La lezione di oggi riguarda l'arcivescovo Antonio Parragues de Castillejo. Antonio Parragues de Castillejo, arcivescovo di Cagliari dal 1558 al 1573 e prima ancora vescovo di Trieste, è senza dubbio una figura di spicco nel panorama sardo della seconda metà del Cinquecento. Uomo dal temperamento molto intransigente, fu convinto assertore di un'azione pastorale repressiva e non esitò a entrare in conflitto con i potenti di turno pur di difendere le proprie idee. Ebbe contatti che potremmo definire internazionali e vasti interessi culturali. Notizie sulla personalità e sull'operato del Parragues si possono ricavare dalle numerose lettere che gli scrisse da Trieste, dalle Fiandre, da Roma, da Cagliari e dalle risposte dei suoi interlocutori. Il periodo cagliaritano si può conoscere in particolare grazie all'epistolario custodito nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, pubblicato nel 1958 da Palmira Onnis Giacobbe. Di numerose lettere riguardanti il periodo triestino esiste una copia sempre nella Biblioteca Universitaria di Cagliari e una edizione del 1933. Altri documenti, studiati più di recente, che hanno permesso agli studiosi di offrire un quadro più completo sull'arcivescovo, sono invece conservati in diversi archivi cagliaritani e spagnoli. Per tutti rimando alla bibliografia finale. Sappiamo che Antonio Parragues de Castillejo era nato in Spagna, a Ciudad Rodrigo, oggi in Castiglia y León, ma all'epoca nel distretto di Burgos, e che fu consacrato all'ordine benedettino. Fu canonico a Tarazona, un piccolo centro abitato dell'Aragona, dove probabilmente insegnò teologia, e forse fu un familiare dell'Inquisizione a Tarragona. Il 24 aprile del 1549 Ferdinando I d'Asburgo, fratello dell'imperatore Carlo V e suo successore nel Sacro Romano Impero, sovrano d'Austria, di Boemia e di Ungheria, designò il Parragues vescovo di Trieste. Probabilmente il prelato ottenne la nomina grazie all'intercessione di alcuni parenti impiegati nella cancelleria asburgica. La presa di possesso della sede triestina avvenne però solo il 21 agosto, dopo che il Parragues ebbe ricevuto la conferma papale. In quegli anni la città e la diocesi di Trieste presentavano un quadro assai critico dal punto di vista religioso e dei costumi morali del clero e dei laici. Il problema maggiore era rappresentato dalla diffusione del luteranesimo che a partire dagli anni 30 del Cinquecento era penetrato abbastanza facilmente nell'Italia settentrionale grazie alla vicinanza e ai contatti con l'area germanica. Il luteranesimo aveva conquistato l'interesse e l'appoggio di molti esponenti delle elite cittadine, soprattutto a Venezia, non a caso definita da Lutero la porta della riforma in Italia. A Trieste la nuova confessione religiosa aveva fatto numerosi proseliti anche per la debolezza mostrata dal vescovo umanista Pietro Bonomo, predecessore del Parragues, che non aveva bloccato con forza la diffusione del luteranesimo. Diversi luterani ricoprivano incarichi all'interno del Consiglio civico. Nel 1547 il re, nel tentativo di frenare la nuova confessione religiosa, era intervenuto personalmente facendo istruire dal Tribunale Reale un processo contro i consiglieri luterani, che però, visto che non era stato possibile provare l'eresia, vennero assolti e conseguentemente reintegrati negli incarichi pubblici per volere del sovrano. Il Parragues, anche se l'iniziativa di Ferdinando d'Asburgo era precedente alla nomina alla cattedra triestina,
Convinto assertore del principio che voleva le autorità civili subordinate alla Chiesa, si pronunciò su quanto accaduto poco prima e sostenne che il Papa e i vescovi, e non il sovrano e il suo tribunale, avevano la giurisdizione in materia di eresia, di assoluzione e quindi di reintegro nelle cariche pubbliche. Così facendo entrò in rotta di collisione con Ferdinando I, che nel 1551, mentre si apriva la seconda fase del Concilio di Trento, convocò il Parragues a corte affinché giustificasse il proprio operato. Per questo il religioso non poté partecipare ai lavori conciliari. Sperando di essere sostenuto nelle proprie ragioni, nel settembre dello stesso anno si recò a Roma per incontrare il Papa, ma inutilmente. Il sovrano lo chiamò ancora una volta a corte, ma il vescovo rifiutò l'invito senza giustificarne il motivo. Fu allora che Ferdinando I lo depose e lo bandì dalla diocesi, privandolo di tutte le rendite. Parragues tornò di nuovo a Roma per chiedere l'intervento papale e il reintegro nella propria sede, ma non ottenne quanto richiesto. Per qualche anno riuscì a vivere dignitosamente a Venezia, dove, grazie all'intercessione del pontefice, poté essere ospitato dal nunzio pontificio. Nunzio che avrebbe dovuto subire i controlli del Parragues in quanto sospettato di aperture luterane. Tra i due si stabilì in ogni caso un rapporto di amicizia. Visse per qualche tempo anche a Padova. Nel 1553 fu reintegrato nel suo incarico. L'allontanamento da Trieste non aveva mutato i profondi convincimenti del Parragues. Ricominciarono infatti le contese con il patriziato cittadino, a cui si andarono aggiungendo anche le contese con i canonici. Nel 1554 fu sottoposto a processo dal Consiglio Reale. L'anno successivo il Consiglio lo inviò a Bruxelles alla presenza di Carlo V, dove rimase dal 1555 al 1556 e proprio a Bruxelles ricevette la notizia della nomina ad arcivescovo di Cagliari, dove avrebbe dovuto sostituire il defunto Baldassarre de Heredia. Quella che poteva sembrare una punizione si rivelò di fatto, e così venne percepita dal Parragues, una punizione per aver urtato con il suo carattere intransigente la suscettibilità del sovrano e delle élite civili e religiose triestine. In Sardegna giunse il 23 settembre 1559. Non arrivò subito a Cagliari, stette infatti a Sassari per circa 2 mesi in attesa che arrivasse l'approvazione papale, che ricevette solamente il 4 di novembre. Nei mesi sassaresi cominciò a raccogliere informazioni sulle condizioni della diocesi di Cagliari. Venne a conoscenza della presenza in città di un clero fuori del regola, indisciplinato. L'alto clero, soprattutto quello capitolare, era interessato a conservare i propri privilegi e a curare i propri affari economici. Il clero inferiore a Cagliari, come in tutta l'isola, era invece caratterizzato da una diffusa ignoranza culturale e religiosa e il clero inferiore, soprattutto a causa delle ristrettezze economiche in cui viveva, era spesso obbligato a dedicarsi a lavori manuali per poter sopravvivere. Il trasferimento a Cagliari, articolato in diverse tappe, durò
dall'11 di novembre al 18 novembre del 1559. Il Parragues stette nel convento di Nostra Signora di Bonaria in attesa che il clero cagliaritano si accordasse con il Consiglio cittadino sul cerimoniale da adottare per il trasferimento e per l'accoglienza del Parragues nel Palazzo Episcopale di Castello, dove il presule giunse alla metà di dicembre. Il prelato si recò malvolentieri a Cagliari, era certo che avrebbe ricevuto una ricompensa inadeguata al suo status. Scriverà di aver ricevuto il titolo di arcivescovo, ma di aver mantenuto la rendita di canonico, e rimase convinto che il trasferimento a Cagliari lo avrebbe danneggiato, anche perché sarebbe rimasto isolato dai centri politici e culturali del continente. Preso possesso della sede cagliaritana, decise di esaminare diligentemente la situazione della diocesi e di avviare il proprio programma pastorale, che si articolava in 3 punti. I primi 2 punti furono la repressione dell'eresia luterana e il disciplinamento del clero. Il terzo punto riguardava invece la centralità delle parrocchie e conseguentemente ribadiva l'importanza della visita pastorale. Sui secondi punti ritorneremo a breve. A proposito dell'eresia luterana, ricordiamo che nei primi anni del suo episcopato Parragues dovette esaminare la posizione dell'intellettuale Sigismondo Arché, l'avvocato fiscale del regno, che era stato accusato ingiustamente di eresia luterana dai suoi oppositori politici. L'accusa si basava sul fatto che la sua opera, Sardinie brevis historia et descriptio, era stata pubblicata all'interno di un'opera edita da un luterano, da Sebastiano Münster, che l'aveva inserita all'interno della sua Cosmografia Universalis. Vedete nella slide 2 foto, a sinistra la cosmografia e a destra una pagina dell'opera dell'Arché. Il Parragues assolse l'Arché perché riteneva che non fosse colpevole, come invece desideravano i suoi avversari. Ciò nonostante, l'intellettuale fu in seguito nuovamente accusato di eresia e morì a Toledo nel 1571 nell'auto da fè. Anche la questione del disciplinamento del clero cagliaritano, molto sentita dal Parragues, riflette bene il clima delle discussioni in seno al Concilio di Trento. Queste discussioni però, è importante ricordarlo, avevano recepito anche più antiche istanze di riforma che erano state avanzate nei primi anni del Concilio anche da vescovi sardi, da vescovi attenti alle esigenze della Chiesa sarda, come per esempio l'Eredia o la Lepus, vescovo di Sassari. Sui compiti del clero, il Parragues si era espresso il 12 ottobre 1559 in una lettera indirizzata al vescovo di Bosa Pintor. In questa lettera sosteneva che tutto il clero, anche il vescovo, doveva essere ispirato all'umiltà evangelica, ma non per questo doveva essere sordidus et mendicus. Il clero doveva avere vocazione, capacità, levatura morale, ma anche una dignità consona all'ufficio rivestito, una dignità che si rivelava anche nella attenzione al vestiario e nella evitare qualsiasi attività di carattere manuale. Secondo Parragues, il vescovo doveva essere autorevole con il clero e con i fedeli, doveva essere vigile, sollecito, operoso, attento alla salvezza delle anime. I fedeli dovevano essere istruiti con l'esempio e con l'istruzione dottrinale.
Questo riflette un'altra istanza del Parragues, cioè la necessità di creare uno studio, un seminario, in cui poter formare sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista dottrinale il clero cagliaritano. Non mancavano nella lettera indirizzata al vescovo di Bosa, come non mancarono in altri documenti del Parragues, le indicazioni sulla visita pastorale. I vescovi venivano invitati a ricorrere a questo strumento con regolarità. Sebbene fosse giunto a Cagliari alla metà di dicembre, già il 2 dello stesso mese a Sassari aveva pubblicato un editto dove preannunciava un altro dei punti cardine della propria pastoralità, quello che ho preannunciato poc'anzi, cioè la centralità dell'istituzione parrocchiale. Questa centralità sarebbe stata rimarcata con l'avvio delle visite pastorali alle parrocchie dell'Archidiocesi di Cagliari, su cui a breve ritornerò. Mi fermo però ora su un altro aspetto dell'editto del 2 dicembre, la parte in cui il Parragues imponeva ai fedeli l'obbligo di recarsi in parrocchia e non nei conventi, come invece si era soliti fare, per poter partecipare alle celebrazioni liturgiche domenicali e alle celebrazioni delle feste solenni. Infatti il Parragues riteneva che anche in questa maniera si focalizzasse sull'importanza della parrocchia di appartenenza. I fedeli avevano la libertà solamente di recarsi in altre chiese conventuali per altre festività. I trasgressori, laici ed ecclesiastici, sarebbero incorsi nella scomunica e nel pagamento di una pena pecuniaria. Tale sanzione in seguito fu circoscritta ai soli ecclesiastici, probabilmente perché nel prelato si andava sempre più rinforzando quell'idea per cui la responsabilità di formare i fedeli, anche in relazione alla centralità della parrocchia, doveva ricadere principalmente sul clero. Il provvedimento del Parragues rischiava di sottrarre fedeli, elargizioni e potere agli ordini mendicanti e non rimase senza conseguenze. Infatti urtò in particolare la sensibilità di Arcangelo Begli, teologo, frate francescano osservante nel convento di Nostra Signora del Gesù di Cagliari, convento che non esiste più e era stato inglobato nell'edificio della ex manifattura tabacchi di via Regina Elena, come vedete nelle carte della slide. Il frate apparteneva a una delle più importanti famiglie aristocratiche della Sardegna, legati a numerose altre famiglie nobiliari, in particolare collegata alla consorteria degli Aragal, un esponente della quale, ricordiamo, Gerolamo, era in quegli anni governatore del regno. Il 1 gennaio del 1560, mentre predicava nel monastero femminile di Santa Lucia a Cagliari, aveva disconosciuto la scomunica prevista nell'editto vescovile, in quanto essa avrebbe contrastato quei privilegi accordati dal Papa agli ordini francescani sin dal 1479. Il frate in realtà venne costretto a fare ammenda del proprio errore, però poco dopo, forte dell'appoggio dei superiori e della vasta rete di contatti aristocratici, si era di nuovo pronunciato contro l'editto, riaffermando gli antichi privilegi. Parragues, deciso a ribadire a tutti i costi la centralità della parrocchia, ma anche a limitare il potere dei francescani, che riteneva eccessivo, accusò il Beglit di essere luterano e chiese l'appoggio del viceré Madrigal
per procedere contro il frate. Il viceré rifiutò però di agire per non compromettere gli equilibri politici e le relazioni tra le famiglie aristocratiche cagliaritane. L'arcivescovo, forte dell'autorevolezza che gli derivava dalla delega di inquisitore per la diocesi di Trieste, delega che però gli era stata conferita dall'Inquisizione romana e che quindi non era valida a Cagliari, perché a Cagliari vigeva il controllo dell'Inquisizione spagnola, aprì un processo per eresia nei confronti del frate, spedì gli atti del procedimento appena aperto all'Inquisizione di Spagna, che però lasciò cadere la cosa, ritenendo probabilmente che il vescovo avesse abusato del proprio potere, cioè avesse agito da inquisitore ordinario senza averne però i titoli. Parragues uscì sconfitto dalla contesa e il 4 febbraio del 1560, ufficialmente a seguito dei chiarimenti forniti dal frate, più probabilmente per il mancato appoggio dell'Inquisizione spagnola, ritirò le accuse ed esortò i fedeli a reintegrare il Bellit, che sarebbe dovuto essere considerato da tutti un bravo religioso. Sempre il 4 febbraio revocò la scomunica ai fedeli che si fossero recati alle chiese francescane o degli ordini mendicanti per compiervi le pratiche religiose. La necessità di rafforzare il ruolo della parrocchia portò il Parragues a rapporti conflittuali anche con i canonici del capitolo della cattedrale. La conflittualità tra canonici e il proprio arcivescovo non era certo una novità, ma Parragues, strenuo sostenitore dell'accentramento dei poteri vescovili, esasperò questa conflittualità aumentando il controllo sul capitolo e che cercò di minare colpendo anche i singoli canonici. Come detto poc'anzi, nel 1560 Parragues promulgò l'editto di indizione per la prima visita pastorale nell'archidiocesi di Cagliari. Prima di prendere in esame la visita pastorale, vorrei soffermarmi anche brevemente su questa istituzione. La visita pastorale o visitatio era andata in disuso nel tardo Medioevo, ma nel corso della 24esima sessione del Concilio di Trento era stata sottolineata come essa fosse centrale nell'azione di governo del vescovo e se n'era ribadita l'obbligatorietà e la periodicità che doveva essere annuale o al massimo biennale. Sappiamo che nel Concilio di Trento erano state indicazioni di tipo generali relativamente alla prassi da seguire. Il vescovo emanava un editto in cui annunciava l'inizio della visita pastorale, stabiliva un itinerario di visita che veniva diffuso in tutte le parrocchie oggetto di ispezione. Veniva visitata dapprima la cattedrale e le parrocchie cittadine, quindi accompagnato da un seguito più o meno numeroso che comprendeva sempre il notaio visitale, il vescovo raggiungeva e ispezionava le restanti parrocchie, dove i momenti inquisitivi si alternavano a quelli liturgici. Della visita pastorale noi abbiamo molte notizie che derivano proprio dai diari visitali e sicuramente dalla visitatio si potevano ricavare moltissime informazioni estremamente utili per impostare l'azione di governo di un vescovo che si fosse appena insediato oppure per modificarla se necessario. La visita pastorale era articolata in 3 momenti: visita locorum, l'ispezione degli edifici chiesastici, visita rerum, l'ispezione degli arredi e degli oggetti liturgici, visita personarum, l'ispezione alle persone. Seppure in linea con le indicazioni date nel Concilio di Trento,
le visite pastorali furono però alquanto diversificate perché lo sguardo di un visitatore era differente dall'altro. Mutava la visione delle cose e conseguentemente mutava il modo di utilizzare lo strumento visitale. Per Parragues la visita pastorale rappresentò, soprattutto agli inizi del suo episcopato, un irrinunciabile strumento conoscitivo, indispensabile per acquisire personalmente informazioni sulla vita spirituale, sui costumi morali del clero e dei fedeli. La visita pastorale fu, per il presule, anche uno strumento di controllo, in quanto fu finalizzato a disciplinare il clero e i fedeli. Nel corso del suo episcopato, durato poco meno di 15 anni, Parragues effettuò 7 visite pastorali nell'archidiocesi di Cagliari. Il numero dà l'idea della fiducia riposta dall'arcivescovo su questo strumento pastorale. I suoi successori non saranno zelanti come lui. L'archidiocesi era molto vasta, comprendeva il territorio delle diocesi unite di Galtelì, la più lontana e periferica, difficilmente raggiungibile a causa delle condizioni della viabilità e per questo spesso trascurata dai presuli cagliaritani. Le altre diocesi erano Iglesias, Bonavoglia e Suelli. La prima visita pastorale, iniziata nel febbraio 1560, interessò le parrocchie della diocesi di Galtelì. La visita ebbe un'interruzione dalla tarda primavera e riprese il 16 ottobre con l'ispezione di alcune parrocchie delle diocesi di Iglesias, Suelli e Cagliari. L'interruzione era finalizzata a evitare la grande calura estiva e il pericolo della malaria, ma anche perché il presule era impegnato a Cagliari a risolvere alcune questioni anche di carattere personale. Il 3 febbraio 1561 iniziò una seconda visita pastorale rivolta esclusivamente alle parrocchie delle diocesi di Cagliari, Suelli e Bonavoglia, che prese avvio da Pauli Pirri e interessò circa 47 parrocchie. La visita si concluse il 12 maggio a Sicci con un'interruzione dal 17 marzo al 20 di aprile, periodo in cui il presule fece ritorno a Cagliari per le celebrazioni pasquali. Come vedremo tra poco, venne visitata anche Villa Cidro. Del Viagius, così il Parragues definisce la visita pastorale del 1561, è giunto sino a noi il diario visitale, un diario molto asciutto, molto ripetitivo nel formulario, anche poco narrativo, mostra anche una scarsa capacità di indagare in profondità la realtà delle comunità visitate. Insomma, un resoconto molto differente rispetto ai diari visitali di poco precedenti. Penso per esempio a quelli del vescovo di Sassari Aleppus. L'attenzione del Parragues è infatti rivolta a individuare gli errori morali e dottrinali del clero e a ispezionare qualunque fatto della vita dei fedeli. Una pratica, la sua, largamente influenzata dalla procedura inquisitoriale a cui era avvezzo. Di fatto, gli interrogatori riguardarono solo alcuni aspetti: comportamenti superstiziosi, casi di usura, concubinato del clero o dei laici, condizioni degli edifici chiesastici e degli arredi sacri. Come dicevo prima, Parragues visitò anche la comunità di Villa Cidro, dove si trattenne dal 23 al 25 febbraio del 1561. Vennero interrogati 3 testimoni scelti tra i notabili del luogo. Il primo giorno vennero a testimoniare Sisinio Vinci e Comida Puzzu, mentre il 24 venne sentito Antonio Correli. I 3 uomini, interrogati individualmente, dovettero pronunciarsi sulla presenza a Villa Cidro di fattucchieri
o se vi fossero usurai o concubini. Tutti risposero di non essere a conoscenza della presenza di fattucchieri. Risultava invece la presenza di un concubino, il frate minore Giovanni Pinna. Il Vinci, in realtà, accusò di concubinato anche tale Antioco Meloni. Il visitatore chiese ai tre uomini se fossero a conoscenza di un altro fatto, cioè del fatto che la giovane figlia di Antioco Cabriolu era rimasta incinta di Lorenzo Piras. A questo proposito il primo testimone rese una dichiarazione nel complesso dettagliata. Sapeva che la donna aveva partorito una creatura nata morta e che il cappellano, pur non potendo, ne aveva autorizzato la sepoltura. Sapeva anche che il prete era stato processato e trasferito in prigione per volontà del precedente arcivescovo Eredia. Del curato non si era saputo più nulla, se non che era stato processato dal capitano Comida Soglia. Il secondo testimone, Ipuzzu, diede invece una risposta sfuggente, in quanto affermò che conosceva il fatto, ma che era forse il caso di rimettersi ai documenti processuali perché la vicenda era accaduta molto tempo prima. Il terzo testimone fu ancora più sbrigativo e affermò di non sapere se la ragazza fosse effettivamente rimasta incinta di Lorenzo Piras. La visita pastorale a Villa Cidro fu portata a conclusione il 25 febbraio con la lettura del mandato visitale. Vennero proibite le veglie e i balli dentro la parrocchia e nelle chiese filiali, fuori e dentro la villa. Veniva regolamentato il battesimo, per cui i padrini erano obbligati a conoscere la dottrina di base, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, il Salve Regina, i 10 comandamenti, i 7 peccati capitali. Venivano quindi date disposizioni per la Quaresima, periodo in cui erano banditi carne, uova e formaggio, salvo deroghe autorizzate. I fedeli erano obbligati a partecipare agli uffici religiosi della domenica e delle feste. Dell'osservanza di questi precetti era responsabile il curato. Infine, tanto il curato quanto il sindaco della villa erano obbligati a raccogliere durante il mese di aprile dell'anno in corso la somma di 100 lire da utilizzare per lavori nella parrocchia. Negli anni successivi il Parraghes non effettuò altre visite, tanto più che dal maggio del 1563 fu impegnato nel Concilio di Trento, a cui era stato obbligato a partecipare. Per lungo tempo si era opposto alla partenza, scontrandosi per questo con il re Filippo II che lo aveva designato. Giustificò variamente il proprio rifiuto a recarsi a Trento, ora con problemi personali, ora con la difficoltà a trovare un vicario che potesse sostituirlo adeguatamente nel governo della diocesi, ora con la pericolosità del viaggio nel Mediterraneo infestato dai turchi. All'interno della discussione conciliare, comunque, il Parraghes si collocò tra i vescovi massimalisti, i più intransigenti fautori della supremazia papale, e i suoi interventi più significativi, circa una ventina, riguardarono il sacramento del matrimonio, condivisi da alcuni vescovi, ma nel complesso non ebbero spazio nella realizzazione, nella stesura dei canoni. Terminato il concilio, tornò a Cagliari nel maggio del 1564, dopo essere stato a Verona e a Venezia, per curare i suoi interessi bibliofili. Riprese il programma visitale lasciato interrotto. Tra il 1564 e il 1569 visitò alcune parrocchie della diocesi di Galtellì e progettò una visita più ampia in quelle di Suegli e di Iglesias, che avrebbe dovuto svolgersi nel 1570 e che però di fatto non effettuò.
Gli ultimi anni di vita del Parragues sono, ancora una volta, segnati da conflitti con il sovrano e con i viceré. È opportuno ricordare che negli anni cagliaritani il Parragues era già entrato in rotta di collisione con Filippo II. Infatti, le sue posizioni poco condiscendenti lo avevano reso inviso al re, che non a caso gli negò il tanto desiderato trasferimento verso un'altra sede. Il sovrano gli negò anche uffici amministrativi e politici importanti dal punto di vista della dignità, ma soprattutto importanti dal punto di vista economico. L'acme del conflitto venne però raggiunto dopo il 23 ottobre del 1572, quando fu convocato al Parlamento straordinario presieduto dal viceré Giovanni Colonna. Il Parragues vi si oppose perché riteneva pesante pagare un donativo straordinario quando ancora si stava saldando il precedente, pagando il precedente appunto, e quindi aveva cercato di influenzare il braccio ecclesiastico perché non partecipasse ai lavori parlamentari. Questo quanto avvenne appunto nel 1572, ma sempre in tema di Parlamento il presule si era opposto prima, nel 1560, anche al Parlamento straordinario presieduto dal viceré Alvaro del Madrigal. In quel caso il Parragues aveva sostenuto in maniera forte che il Parlamento non solo non avrebbe portato vantaggi all'isola, ma ne avrebbe causato la rovina, perché nella convocazione del Parlamento non veniva considerata l'estrema povertà della Sardegna. Allora, dopo un lungo braccio di ferro tra il viceré da una parte e l'arcivescovo e il braccio ecclesiastico dall'altro, si era comunque giunti a una collaborazione. Nel caso invece del Parlamento del 1572, l'arcivescovo rimase sulle proprie posizioni. Filippo II, dopo averlo accusato di fomentare gli ecclesiastici, decise, con l'aiuto del viceré e dopo aver informato il Papa, di allontanarlo da Cagliari. Lo richiamò a corte con generiche motivazioni, con la speranza di metterlo a tacere. Ma, e mi avvio alla conclusione, il piano architettato da Filippo II non si poté però realizzare perché il 23 febbraio del 1573 il presule morì, probabilmente non lasciando un buon ricordo di sé. La lezione su questa figura si conclude qui. Vi ringrazio dell'attenzione e concludo con l'invito anche a prendere visione della bibliografia, della sitografia essenziale che ho compilato sia per i contenuti e anche per la sitografia che ho utilizzato invece per le immagini. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci rivedremo ai prossimi appuntamenti. Grazie ancora.